Sto passo adesso mondo impara. Daniele Serpi, Ciao. siamo alle soglie della terza stagione insieme. Esatto. Dimmi la verità, dopo un titubante inizio l'anno scorso te l'aspettavi? Cosa? Ha detto tutto di sé praticamente. Chuck secondo. No, allora, questo è il famoso incontro di fine stagione dove tutti facciamo i saluti insomma, alla gente che ci ha seguito, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi io avrei piacere che tutti i miei musicisti, tutta la mia famiglia musicale, facesse un saluto personale alle persone, tantissime che hanno riempito i nostri concerti quest'anno. E quindi tu hai avuto insomma, un ruolo importantissimo come tastierista della band, hai lavorato in maniera eccezionale, te l'ho detto, Grazie. sei stato meraviglioso, ho sempre sostenuto che sei stato un ottimo acquisto, però ogni tanto io vorrei anche che voi comunicassi direttamente con le persone che ci seguono e quindi due sensazioni così al volo sulla YouTube, sui tuoi compagni di viaggio, su di me. Allora, sul capo, partiamo dal capo. Chi è il capo? Tu. Chi è il capo? Lei è il capo. No, non sapevo che quel Non sapevi, il capo non sa mai niente. capo. È sempre l'ultima a sapere le cose. Esatto. Guarda voi. Allora, è stata una seconda stagione ovviamente migliore della prima perché nella prima ho imparato a conoscere i miei compagni di viaggio, mi sono ritrovato in una band spaziale perché sono tutti musicisti incredibili, veramente incredibili e quindi ho imparato molto da loro, da te, mi sono inserito in un universo nuovo per me, che venivo dal pop, quindi è stata una bellissima esperienza il primo anno, il secondo è stata una conferma, nel senso che ho iniziato a mettere anche del mio nella band, insomma il mio suono, il mio modo di lavorare, il mio modo di sentire la musica. E invece le persone che sono venute ad ascoltarti. Dobbiamo solo ringraziarle perché è grazie a loro che noi facciamo questo lavoro e quindi Ragazzi, grazie sì. a tutti per essere venuti ai nostri concerti. Con molte persone abbiamo fatto anche amicizia, nel senso che a un certo punto vedevamo che venivano spesso ai concerti, quindi abbiamo anche stretto amicizia con i fan che sono diventati anche i nostri amici praticamente. Quindi faceva piacere vedere tutte le persone a bordo palco che cantavano le canzoni a memoria. È una bellissima sensazione questa. Questo è molto bello. Bene, se mi avete vista fare delle strane facce mentre lui parlava è perché praticamente oltre il telefonino che ci sta riprendendo è un delirio, perché ognuno degli altri sta facendo di tutto di più pur di far Farci ridere. distrarre, Esatto. Quindi il circo dietro il telefono era attivo. Esatto. Quindi dall'amico Francesco che ci ha ospitato oggi qui a San Leonardo, Daniele Serpi, per la stagione del 2018 è tutto. A quella linea. Ciao! Alla casa famiglia.